Va ora in onda Rebelot. Nove milioni di abbonamenti a Radio Padania a questo punto. Sì, 9 milioni. Perché questo è soprattutto l'universo parallelo in cui Radio Padania è riuscita a fare, forse, una campagna abbonamenti accessibile, fattibile. Prima di raccontarvi come si fa, un grande grazie a tutti quelli che hanno partecipato agli esperimenti precedenti, dove sostanzialmente dovevano strizzare 3 volte l'occhio, riuscire a far uscire 3 volte 6 con i dadi del Monopoli, e a quel punto ricevevano una lettera anonima per andare ad abbonarsi. Stavolta forse è facile davvero. Si va su sul sito radiopadania.org. E lì si clicca sul bottone abbonati. E la prima cosa che vi dicono è facile, e voi già lì vi intimorite. Invece è facile davvero. Bisogna sottoscrivere il modulo di addebito SEPA, ok? Quello che da un po' di anni sostituisce il RID, per intenderci. Così fate l'addebito permanente sul conto corrente. Possono utilizzare il metodo SEPA tutti quelli che hanno il conto corrente, ovviamente. Se non avete il conto corrente e avete i soldi sotto la mattonella, ce li portate in contanti, oppure vale ancora il buon vecchio bollettino postale, non temete. Comunque, per gli abbonamenti invece si fa così: col SEPA voi vi impegnate a darci una miseria. Sto parlando di 8 euro al mese, cioè 8 euro al mese. Se al posto di questa campagna abbonamenti avessero accettato la mia proposta di finanziamento, che era quella di andare a fare l'elemosina a Milano, avremmo molti più soldi. Purtroppo hanno deciso di fare questa campagna abbonamenti, e quindi, ragazzi, per favore, ascoltatore di Radio Padania, dai 8 euro di Radio Padania. Cosa costa? Tu hai bella macchina, tu hai bella famiglia, bello giardino, bella pensione cicciotta. Dai 8 euro di Radio Padania, noi abbiamo tanto bisogno. Tu hai 8 euro, tu fai un piccolo SEPA
8 euro al mese a Radio Padania. Con l'abbonamento non fate solo del bene alla vostra anima, perché ovviamente c'è tutto un circolo virtuoso. Chi è abbonato a Radio Padania, anche quando trapassa, può esibire il talloncino e avrete un trattamento di riguardo, insomma, ci troveremo tutti nello stesso girone. Ma ci saranno anche sconti nei partner istituzionali, priorità negli interventi a filo diretto, accredito presso l'assemblea annuale di Radio Padania, suggerire nuovi contenuti, insomma ci sono ricchi premi e cotillon, poi ci saranno davvero sia i ricchi premi sia i cotillon. È facilissimo abbonarsi, potete farlo direttamente in internet, basta che vi registrate, c'è proprio il click, il bottone, abbonati bottone, se devi ancora registrarti clicca qui, bottone, andate lì e scrivete nome, un vostro nickname, una password, un indirizzo mail, dopodiché acconsentite alla privacy, mettete un numero di telefono, vi registrate e lì vi arriveranno poi tutte le informazioni ulteriori per abbonarvi. Abbonarsi è facilissimo, potete utilizzare, se non sono stato chiaro con questo modulo SEPA e avete bisogno di una persona che ve lo spieghi con tutta la calma, potete mandare o una mail a questo indirizzo, è facile, ve lo sto per dire, ve lo state segnando l'indirizzo? Oh dai, 8 euro mese, dai, cosa ti costa 8 euro mese? Dai, piccolo soldo di Radio Padania, abbonamento @radiopadania.net è la mail, ve la ridico, abbonamento @radiopadania.net. Voi scrivete una mail a questo indirizzo, dite salve, mi chiamo Giovanni, mi voglio abbonare, questo è il mio numero di telefono, chiamatemi, mettete una fascia oraria in cui avete piacere di essere disturbati e qualcuno vi chiamerà, potrebbe essere Sammy Varin, e vi spiega come funziona l'abbonamento. Oppure c'è il numero di telefono che potete già contattare, lo 02 86 88 2992. Ve lo ridico, state tranquilli che vi ridico tutto. 02 86 88 2992. È facilissimo. Allora, abbiamo già le prime reazioni, Pensa che c'è qualche cretino che ci definiscono 9 milioni di estremisti di ultradestra e tra un po' arriveremo a 50 milioni, non so cos'altro dirti. Mentre Michele dice sempre soldi, sempre sì, vogliamo i tuoi soldi, dai, per favore Michele, dai un po' di soldi. Perché non dai un po' di soldi? Dai Michele, per favore. Cosa costa tu 8 euro? Io so, tu hai macchina grande, tu hai famiglia grande, tu hai giardino grande, cane Labrador, con tutta vaccinazione. Noi chiediamo solo 8 euro, altrimenti noi sappiamo dove è cane grande, macchina grande, dove tuo giardino. Sì, è la prima campagna abbonamenti intimidatoria della storia della radiofonia. D'altronde abbiamo tutti i vostri dati, perché soprattutto quelli che ci mandano in WhatsApp, affezio giro. E abbiamo anche tante bistecche con sonniferi da dare ai cani per sì, entrare di notte. Polpetta, però cane non muore, perché io no ammazza mai cane, io sempre da polpetta, cane dorme, prendo tutto no argento perché porta male, solo oro rame e poi andiamo di casa e se non fai bravo facciamo anche cacca su tappeto. Maria Pia da Treviso, Pinti oggi ti sto ascoltando, fai il rom meravigliosamente bene. Maria Pia, chi non ti dice che io in realtà sono un po' rom? Chi ti dice che perché Pinti non può essere Roma, se può fare, lo dice sempre sprofonda Roma e alla fine arriva a Roma. E allora Alessio, Marco, 8 euro al mese, te li devi guadagnare, dai Alessio, dai 8 euro. Noi sappiamo tu hai furgoncino sempre in giro per Umbria, noi sappiamo dove sei, sappiamo qual è il tuo lavoro Alessio, abbiamo anche tua mail, possiamo mandare terribile virus che distrugge tutto il tuo computer. Tu se non vuoi terribile virus puoi fare abbonamento 8 euro cadenza mensile. Devo dirvi le robe serie, ve le dico serie. È evidente che con i vostri denari voi vi liberate di un pensiero, perché se no questi soldi qua, 8 euro al mese, no? 8 per 12 quanto fa?
Quanto fa? Non fa neanche tanto, sono gli 80 euro di Renzi, siamo lì. Allora prendiamo la calcolatrice, 8 per 12, vediamo se qualcuno è più veloce di me, l'ha già fatto. 8 per 12, 96, io mi vergogno a chiedervi 96 euro all'anno, è niente. Vi dico per farvi sentire in colpa, adesso lo faccio, lo so, vi faccio sentire in colpa, 96 euro diviso 365 giorni fa 26 centesimi al giorno. Cioè 20 centesimi al giorno, dai, proprio monetina. Quarto di caffè. Un quarto di caffè, proprio goccia di caffè per Radio Padania, 26 di centesimi caffè al giorno. Non di marca. Marco da Milano chiede, ci liberiamo anche di te? Potremmo, se raggiungiamo quota di abbonamenti importante, io faccio bella villa in Guyana francese, di lì faccio belle trasmissioni. Più che Ron, sembri quello di Bella Italia tutto gratis, che sono io quello di Bella Italia tutto gratis. La possiamo mandare, che è la mia preferita, quando dice Coca-Cola, sigaretti. Allora tu le paghi le tasse in Italia? Io mai, noi non paghiamo tasse, Bella Italia, tutto gratis. Noi mangiamo, beviamo, pasta al forno, insalata, Coca-Cola. Le tasse non paghi niente? E l'affitto lo paghi? Mai! Neanche? Bolli, assicurazione? Niente. Tutto gratis? Tutto gratis, Italia, Bella Italia. Ma lavori? Ma quale lavoro? Chi ha perso il lavoro devo lavorare io. In pratica solo i fessi lavorano. Allora tu le paghi le tasse in Italia? Bella Italia. Noi non paghiamo tasse, Bella Italia, tutto gratis. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Dai, Michele Di Berzuolo, che ancora scrivi, no, sempre soldi. Michele Berzuolo, dai un po' di soldi, dai. Anche tu, Stefano Di Brembo, dici, vabbè, ma ragazzi, oggi mi trattate come un jukebox, però siccome apprezzate, io sono contento di fare queste, che in realtà non sono imitazioni, sono possessioni. Io lo dico al mio psicanalista, che mi ascolta sempre, lui lo sa, sono le mie sottopersonalità. E il nostro Stefano Del Brembo e che ci scrive dallo Iastra, chiede se posso imitare i suoi parenti sardi. Allora Stefano, mi raccomando, devi abbonarti a Radio Padania Libera, avrei in regalo un sughero tutto tuo da ritirare con radici comprese in gallura. Vieni a trovarci, Stefano Del Brembo, 8 euro al mese. Ragazzi, chi di voi invece non vuole abbonarsi? Allora, un po' sbaglia, io ve lo devo dire. Cioè, quelli di voi che ci sono in questo momento. Perché in questo momento il pubblico si divide in 3 macro regioni. La macro regione del che 2 balle stanno cercando di chiedermi dei soldi, io vorrei sentir parlare di cose e invece anche loro vogliono i miei soldi. Questa è una macro regione che chiameremo dei taccagni, giusto? C'è una seconda macro regione che immaginiamo e speriamo molto macro, di quelli che dicono va, che bello, ci si può abbonare a così pochi soldi all'anno a Radio Padania, ma che bello dare una mano a Radio Padania, costa così poco e anch'io do il mio contributo alla grande rivoluzione salvinista. E come si fa? Si va sul sito radiopadania.org, abbonati e lì è poi tutto facile, devi compilare un modulo, mandare una mail, poi ti spiegano tutto loro, non vi preoccupate che modulo si trova. Questa è la seconda macro regione, quella degli abbonabili, e poi c'è la terza macro regione. La terza macro regione sono tutti coloro, la conosco bene perché in realtà io ne faccio parte, sì, ve lo dico, tutti coloro, quindi vi capisco amici, sto cercando di uscirne ma ne faccio parte anch'io, tutti coloro che quando si parla di roba
vai sul sito, clicca, compila il modulo, poi ti scrivono, e in più ci sono quelli che ti dicono che è facile, ma non è facile, ma no. Quelli che, se siete tra quelli che hanno l'acidità di stomaco già la settimana prima di dover andare al CAF a fare il 730, ma non perché avete paura di pagare chissà che, perché avete paura, ma ci vuole i documenti, tutte le robe, la coda, la gente, i moduli, i soldi, capisco niente. Va bene, va benissimo anche per voi, macroregione, resta l'opzione povertà assoluta. Potete mandarci, attenzione bene, tutti i vostri soldi, vogliamo tutti i vostri soldi al 3767 1294 che è il conto corrente postale. Voi ci mandate tutti i vostri denari, noi ne facciamo buon uso. Quando volete potete venire qui a trovarli, perché comunque li facciamo pascolare, insomma li trattiamo bene, come mandare il cane alla pensione, insomma ce ne prendiamo cura noi. Se ne avete bisogno possiamo, non so, Giulio Cesare, possiamo dargli un contributo, no? Devo comprare un panino, i 5 euro dei vostri ve li ridiamo, basta che poi ce li fate tornare a prezzo maggiorato ovviamente, e soprattutto ci date i soldi, voi non avete più problemi, perché andate nella soglia di povertà, vi arriva il reddito di cittadinanza, state sul divano e non c'è più problema, perché ascolterete Radio Padania maggiorata dai vostri soldi. Quindi 3 modi per aiutarci. Il primo è la telepatia, il volerci bene, ascoltarci, sopportarci quando facciamo questi spot dell'abbonamento, nonostante questi spot dell'abbonamento, volerci bene, dire va te, questi qui cosa si inventano, dai per favore, dai piccolo soldo, per favore, noi siamo una piccola emittente, nessuno caga nostra piccola emittente, sempre dicono Radio Padania morta, sempre dicono Radio Padania non esiste e noi continuiamo di parlare, grazie ai vostri soldi. Oppure potete utilizzare lo schema bis, che è quello dell'abbonamento, ce l'abbiamo fatta ragazzi, un abbonamento che secondo me stavolta funziona, perché è facile, proprio tic tac e li portiamo a casa. Se volete abbonare solo voi stessi fatelo, ma con 8 euro all'anno e con 8 euro scusate al mese è anche divertente abbonare il parente, l'amico, il cugino, il vicino di casa comunista, insomma è anche una cosa carina da fare lo scherzo al collega, cioè gli fate arrivare a sua insaputa la tessera di Radio Padania a casa. Secondo me è uno scherzo bellissimo che si può fare, e intanto date denaro alla nostra radio. Oppure terza opzione, ci mandate tutti i soldi che volete al 3767 1294. Poi Mario da Monza Brianza dice: Pinti, sei un ottimo frate Cercone, il frate Cercone. Ma sai che io in questi anni mi sto facendo una cultura popolare grazie a voi. Io non sapevo esistesse la figura del frate Cercone. Tu vecchio Giulio invece sì, no? Frate Cercone, ma Google ne ha coscienza dell'esistenza del frate Cercone? Ah sì, nel frattempo è caduto il governo, volevo dirvi questa cosa, e c'è un governo tecnico, hanno abolito la democrazia, quelle cose lì. Però parliamo di cose serie. Frate Cercone, la burla del frate Cercone. Ebbene sì, frate Cercone, anche detto frate Birbone. Vedi come Mario Monza Brianza attinge a piede mani dalle ghiande della cultura popolare, e dalle ghiandole invece fa uscire tanta sapienza. Joe ci dice che giustamente noi siamo un po' Radio Rom, perché anche speriamo di Vaticano, facciamo abbonamento anche se Santo Padre, abbonamento di Radio Padania Libera, dai Santo Padre per favore. E poi c'è chi dice sì, por la causa. E abbiamo il nostro Gianluca da Portsmouth ha appena preso una multa da 260 sterline, ci ha mandato la foto, gli hanno ganasciato la macchina. Gianluca da Portsmouth, cavoli Gianluca, qui c'è bisogno di riammetterti all'Affezio Giro, perché hai bisogno di piccole fortune. È proprio il premio dell'Affezio Giro, è proprio questo: se vinci l'Affezio Giro non ti ganasciano la macchina, le piccole fortune. E poi c'è anche la macro regione che sostiene con PayPal, e per il resto sghignazza, grazie al nostro amico Giorgia, che ci aiuta quindi col PayPal. C'è anche il PayPal, ma è sempre il 3767. Col PayPal puoi fare... No, ho detto una cagata, No, non è... È il PayPal, è il PC. È PC PayPal.
PC PayPal e poi abbonamento care con SEPA o PayPal. SEPA, PayPal e conto corrente. Questa vince, questa perde. Guardate SEPA, guardate conto corrente, in mezzo c'è la rossa. Vedete la rossa, prende uno, prende quello. Dove sta la pallina? Dove sta la pallina? Sta nel SEPA, sta nel PayPal. Ah, i rubli della Russia, quelli li abbiamo dimenticati, il gasolio di Savoini. Volete RPL, RDL, RSE, Radio Padania, Radio Giovanni. Vabbè ragazzi, avete capito, abbonatevi, che altro dobbiamo fare? Goffredo dice, fa delle richieste, dice io mi abbono se, e mette un suo periodo ipotetico ancora di cui terremo conto ma che non diciamo in diretta. E poi Gianluca da Portsmouth dice ho parcheggiato, no ma davvero, ho parcheggiato dove ci sarà la visita di Trump domani, ma l'hai fatto davvero? Cioè vabbè, però anche tu, cavoli Gianluca, stai attento, cioè passa il Presidente degli Stati Uniti, è normale che ti sgomberano la macchina. Vabbè ragazzi, pausa, calcio, Parlamento e poi la politica. Anche oggi avremo da parlare di politica, politiconi che non siete altro, anche oggi. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ehi, ho trovato qualcosa! Una macchina fotografica. Una Polaroid maledetta. A volte giustifichiamo una tragedia con delle leggende metropolitane. Solo che questa è realtà. Dai produttori di It, The Ring e Final Destination. Correte! Apri la porta! Polaroid, dal 6 giugno al cinema. Il 6 giugno scopriremo il film più divertente dell'estate. Il miglior veterinario in tutto il circondario è specializzato in disturbi del comportamento. Ma io non ho disturbi del comportamento. Dai creatori dei Minions e con la voce di Alessandro Cattelan. Sì, anch'io sto bene. È la mia umana che è matta. Pets 2 Vita da animali, dal 6 giugno al cinema. Tratto da un'indimenticabile storia vera. Ci sono momenti in cui lo guardo, questo ragazzo che ho cresciuto, che credevo di conoscere profondamente, e mi domando chi sia. Steve Carell, Timothy Chalamet. Ho ancora una famiglia, voglio che siano fieri di me. Beautiful Boy, dal 13 giugno al cinema. X-Men Dark Phoenix, dal 6 giugno al cinema. Qualcosa sta cambiando in me. Ogni eroe ha un lato oscuro. Quando perdo il controllo, capitano cose brutte. Quest'estate scegli da che parte stare. Vuoi minacciarmi? Esatto. Sarebbe una pessima idea. X-Men Dark Phoenix, dal 6 giugno al cinema. Mi scusi, ma siamo chiusi. Il film che ha aperto Cannes 2019. Che diavolo è stato? Una bestia selvatica? Io credo zombie. Con un cast da far risvegliare i morti. Ripetono le cose che facevano quando erano vivi. Chardonnay. I morti non muoiono, dal 13 giugno al cinema. Ha appena detto Chardonnay. Sì, l'ha detto. Al quarto minuto la Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lidl, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes, Donatimiento, riparte. È proprio lui, in mezzo a tre uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. Ed
Eccoci alla nostra rubrica dedicata al calcio con la redazione di Carta Canta Web. Oggi Alfonso Sciascia. Ciao Alfonso. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora Alfonso, ieri abbiamo parlato dell'Inter, oggi si parla di Milan perché c'è un nuovo tecnico, c'è un nuovo direttore sportivo che tanto nuovo non è, insomma a te l'incombenza di farci la Polaroid del nuovo Milan. Sì, allora non c'è ancora un nuovo tecnico, anche se molti parlano ed è quasi inevitabile nominare Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan e il direttore tecnico Maldini sarà colui che gli affiderà questo compito, perché si pensa che la società C Milan a capo della direzione Adidis annuncerà presumibilmente il doppio colpo direttore tecnico più allenatore a giorni, quindi al 95% Giampaolo siederà sulla panchina del Milan e così facendo il progetto di Gazidis del nuovo Milan economicamente corretto e composto da giocatori giovani verrà affidato a un allenatore che ancora non ha preso in mano una squadra grande come il club di Vialdo Rossi, quindi per lui sarà l'inizio di una nuova esperienza ad alti livelli. E quindi una scelta che possiamo però iniziare già a commentare, questa di Giampaolo. Quali sono secondo te i tuoi punti di forza e i punti di debolezza? Punti di forza sicuramente in questa, se vogliamo vedere l'ultimo anno con la Sampdoria, è un anno in cui la Sampdoria nella prima parte di campionato ha giocato bene, ha giocato benissimo, è un tecnico che comunque fa del gioco la sua caratteristica principale, un tecnico che sa che ha definito un maestro, forse è anche un aggettivo importante, però anche lo stesso Maurizio Sarri ne ha parlato benissimo, un giocatore che fa giocare le squadre bene e ha anche un occhio di riguardo per i giovani, perché se andiamo a vedere dei giovani importanti nella nostra serie attuale, vedi lo stesso Skriniar, vedi Schick che parlando del mercato di Milan viene accostato ai rossoneri con un ipotetico scambio con Andre Silva, ma per ora sono ancora voci. Lo stesso Schick quando era in mano sue ha dimostrato di essere quel giocatore che poi è stato venduto a 40 milioni di euro alla Roma, quindi diciamo che Giampaolo al Milan porterebbe di sicuro un gioco diverso da quello di Rino Gattuso, con un nuovo modulo, perché lui predilige il trequartista dietro alle due punte, e sicuramente si affiderà magari a dei giocatori che hanno fatto sì che la sua Sampdoria arrivasse a giocare un ottimo calcio. Vedi Andersen, difensore giovane della Sampdoria, e Price, che è un altro giocatore a cui lui si affida a centrocampo, quindi sicuramente si porterà qualcuno dietro nella sua esperienza rossonera. Ecco, di questa esperienza racconteremo giorno per giorno man mano che inizierà. Al momento non è ancora iniziata, però secondo te riuscirà ad avere il tempo di dare una nuova fisionomia alla squadra? Perché qui si continuano ad annunciare rivoluzioni che si sgonfiano nel giro di una stagione, perché come normale non arrivano i risultati. Hai citato Arrigo Sacchi che ha fatto la storia del Milan e del calcio, aveva iniziato malissimo la sua avventura rossonera anche con l'eliminazione dalla Coppa UEFA contro l'Espanyol, per intenderci. Diciamo che ci ha pensato Gazidis un po' a stemperare il troppo entusiasmo che vuoi o non vuoi i tifosi rossoneri sono abituati ad avere, perché il Milan è una società gloriosa. Adesso abbiamo visto il Liverpool vincere la Champions League arrivando a quota 6, il Milan è a quota 7, quindi il tifoso rossonero non vede l'ora di rivedere il Milan a quei livelli, e soprattutto c'è anche da dire che la sfortuna ha voluto che ai danni dei cugini interisti la Champions non sia arrivata praticamente per 10 minuti di gioco del Meazza nel match dell'Inter contro l'Empoli, quindi fondamentalmente ci ha pensato Gazidis a portare un po' tutti con i piedi per terra, quindi fondamentalmente Giampaolo arriverebbe in un ambiente che sì, è sempre un ambiente che
pretende tanto, ma con dei giocatori in prospettiva, ma non subito blasonati. Quindi bisogna anche chiedere al tifoso rossonero di avere ancora pazienza, perché comunque a livello economico il Milan sta attraversando un periodo ancora di rivoluzione, perché i conti non sono ancora a posto. Mi viene da fare un paragone con un'altra società che ha cambiato da qualche anno, l'Inter. L'Inter è nettamente più avanti il progetto di Suning rispetto a quello di Elliott, che si è insediato da poco. Quindi fondamentalmente se tu mi chiedi se Giampaolo può essere allenatore da qui ai prossimi 5 anni, ti dico di no, però mai dire mai. Di sicuro adesso Giampaolo è un allenatore giusto per il Milan che vuole Gazidis. Ecco, da questo punto di vista poi vedremo come andranno le cose, mentre una panoramica veloce su cos'altro si muove ora che tutto è chiuso, ma tutto si sta per riaprire nell'eterna giostra del calcio. In che senso? Nel senso delle altre società abbiamo un Conte società, che andrà una news di pochissimi minuti è l'accordo commesso con Della Valle. Quindi Della Valle sta cedendo la Fiorentina e il magnate americano finalmente entra nel calcio italiano. Ricordiamo che era legato anche un suo inserimento nella corsa all'acquisto del Milan, che poi non andò a buon fine. Quindi la società viola cambia dopo una stagione travagliata che l'ha portata ad arrivare all'ultima partita rischiando di retrocedere, e poi da lì si delineano altre vicende, vuoi la vendita di Chiesa, che è un po' il giocatore che sarà il giocatore clou di questo mercato, conteso tra Juve e Inter. Quindi anche lì si capiranno diverse situazioni, e poi comunque c'è da stabilire appunto chi saranno gli allenatori delle principali squadre italiane, perché la Juve vuole Sarri, che stessa situazione di Giampaolo, è quasi già seduto sulla panchina del Stadium, ma non c'è ancora l'ufficialità. La Roma sta scegliendo il suo allenatore e da lì poi si andranno a delineare diverse scelte di mercato. Diciamo che non siamo ancora entrati nel vivo del mercato dei giocatori, ma siamo nel vivo del mercato degli allenatori. E quindi insomma vedremo anche qui le prossime novità. Intanto grazie ad Alfonso Sciascia. Per ogni approfondimento vi rimandiamo a cartacantaweb.it. Grazie ancora. Grazie a voi, buona serata. Ed è il momento della seconda rubrica quotidiana, direi liturgica, delle nostre puntate, è lo Spazio Parlamento. Oggi parliamo di un tema molto interessante, è il tema del rifiuto del trattamento dei trattamenti sanitari, quindi sostanzialmente l'eutanasia. Sentirete l'onorevole Alessandro Pagano della Lega e la risposta del professor Ainis, che è stato protagonista di un'audizione parlamentare. Qui Parlamento. Solo per ore due. Perché entrambi hanno puntato molto l'attenzione sulla dignità della persona. Però mi pare di poter dire che l'osservazione del reale di questi casi che si sono succeduti negli ultimi anni, soprattutto con riferimento ai bambini inglesi, non soltanto il caso Evans ma anche Gard, va invece in una logica che la dignità della persona viene a essere come dire, a trovare forti perplessità, forti dubbi a proposito di quello che è accaduto sulle citate già esigenze di bilancio, che mi pare di poter dire fanno capolino un po' dappertutto, anche nelle cosiddette, tra virgolette, e lo dico con molta ironia, legislazioni avanzate dei paesi bassi e del Belgio. E allora io a questo punto vorrei sentire da parte loro, soprattutto il professore Ainis, che ha avuto, come dire, mi è sembrato un po' ardito, lo dico con grande rispetto, veramente, assoluto rispetto, la tesi della costituzionalità dell'eutanasia, ho cercato di spiegarlo, io personalmente non mi sono ritrovato, però mi piacerebbe sentire su un approfondimento specifico anche in relazione a questi paventati rischi di bilancio. Grazie. Allora, professor Zagrebeschi, prego il professor Ainis. Ecco,
Vabbè, il diritto è opinabile per definizione, il diritto costituzionale lo è in sommo grado e probabilmente se ne hanno 60 milioni di versioni quanti sono gli italiani, quindi la mia è una tra 60 milioni, motivata da che cosa? Ecco, allora vorrei dire soltanto due battute, uno sull'autodeterminazione e l'altro sulla dignità, che sono i concetti intorno ai quali, mi pare, i macro concetti intorno ai quali sta girando questa discussione stamattina. Ora, sulla dignità, stiamo parlando, nel caso di questo progetto di legge si cerca di garantire una morte dignitosa, no? E ora sarebbe, anche qua, mi parebbe assurdo che si possa privare della dignità una persona nel momento più importante della sua vita, che è la morte. È di questo che stiamo parlando, il diritto a morire dignitosamente. E anche consapevolmente, c'è una consapevolezza delle sofferenze, lo dice, mi pare lo dice molto chiaramente la proposta di legge. Qual è, diciamo, il bene offeso da tutto questo? Altro è passare col rosso, no, consigliere, per cui lì passo col rosso, c'è un altro che passa col verde, facciamo il botto. Ma nel caso in cui diciamo io decido di porre fine alla mia vita e chiedo aiuto a un apparato medico, credo che sia giusta la decisione di istituzionalizzare, statalizzare, una brutta parola, ma insomma tutta questa procedura e consegnarla al Servizio Sanitario Nazionale, perché nel momento in cui, diciamo, l'eutanasia è disciplinata da una norma dello Stato, gesti volontaristici del fratello o del marito dovrebbero confluire in questo apparato che poi dovrebbe dare anche delle garanzie superiori. Allora qui io non vedo qual è il bene offeso. Sono fatti miei se decido che la vita che mi resta è non più dignitosa, non più accettabile. E quindi l'autodeterminazione in questo caso si salda con la tutela della dignità, sono la medesima cosa. Però, ecco, ripeto, questa è una veduta che non pretende di essere oggettiva, ma certamente non si può sottrarre la dignità nel momento, alle persone nel momento finale della propria esistenza. Grazie. Qui Parlamento. E questa era, come avete sentito, il nostro spazio Parlamento dedicato a un tema molto molto spinoso, quello dell'eutanasia. Di oggi però ovviamente è la politica a chiamarci in campo, perché dopo le parole di Conte ieri, alcuni commentatori le hanno definite la consacrazione del Premier come personaggio centrale della politica tra Di Maio e Salvini, secondo altri insomma è stata invece una conferenza stampa, diciamo così, più corollario in realtà, più mezzuccio, un metodo per cercare di salvare la faccia soprattutto a Di Maio, appellandosi a una terzietà e a un accordo, a una necessità di accordo. Insomma, doveva intervenire un arbitro perché nessuno dei due contendenti che tanto hanno avuto in attrito durante la campagna elettorale si dovessero risentire nel fare il primo passo verso l'uno verso l'altro. Insomma, sono tante le interpretazioni e sinceramente lasciano il tempo che trovano. La conferenza stampa ieri di Conte l'avete sentita, oggi c'è una telefonata molto distesa tra Salvini e Di Maio e soprattutto c'è una premessa importante, quella dello sblocco del provvedimento che permetterà di realizzare nuovi cantieri. Ci sarà una sospensione di una parte del codice degli appalti, al momento l'intesa è verbale e politica, ma si dovrebbe tradurre a breve anche in un provvedimento. Noi affronteremo il tema così, partiremo, se dalla parte tecnica sono pronti, con uno dei più recenti comizi di Matteo Salvini oggi, che come ci scrive qualcuno è sempre in giro, quindi fortunatamente ci fornisce sempre materiale fresco con il quale iniziare poi una discussione a filo diretto con voi. Da dove lo abbiamo pescato, Giulio? Da Ferrara e sul palco con Alan Fabri, che è il candidato al ballottaggio. Allora, grazie a Giulio Carnelli, mandiamo questo contributo di Salvini, al termine un filo diretto su tutti i temi che saranno evocati.
Mamma mia. Mi hanno detto, oh, va che oggi a Ferrara fa caldo. Sì, fa caldo oggi a Ferrara, quindi però fa più caldo, c'è un clima più scottante a casa di qualcuno del Partito Democratico che sta preparando gli scatoloni. Dai, che se gli date una mano fra 5 giorni si fa il trasloco. Diciamo che dopo 60 anni il trasloco fa bene, nel senso, c'è tanta polvere da portare via da quegli uffici, c'è tanta di quella polvere. 70, vabbè, ma io devo risparmiare, quindi qua, se no sale lo spread, quindi devo star basso, devo risparmiare. Scherzi a parte, grazie, perché che ci sia voglia di cambiamento me lo dice il fatto che alle 3 di un martedì pomeriggio ci sia una marea di gente del genere, sicuramente qualcuno che ha preso un'ora di pausa dal negozio, dall'ufficio. Spero che l'abbiate chiuso il negozio. No, perché domenica qualcuno mentre dedicava la festa della Repubblica ai Rom, c'erano i borseggiatori al lavoro, quindi occhio, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Allora, vi dico innanzitutto grazie. La Lega, grazie a voi, non grazie a noi, grazie a voi la Lega è diventata il primo partito in Emilia, in Italia e nell'intera Unione Europea, che è una roba che ci permetterà di provare a cambiarla questa Europa. Noi non assicuro vittorie, ma assicuro battaglie. I governi precedenti non l'hanno mai neanche cominciata a combattere la battaglia per cambiare le regole dell'Europa. Noi la combattiamo, ma per dovere nei confronti dei nostri figli, soprattutto rimettendo al centro il lavoro. Penso alla battaglia per difendere l'agricoltura italiana, per difendere la nostra terra, il nostro latte, la nostra carne, il nostro grano, la nostra frutta, verdura, il nostro olio, dalle schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. E poi rifletto anche sul fatto che noi ormai nella legge di bilancio approvata a Natale abbiamo stanziato 1,5 miliardi di euro, abbiamo approvato un decreto legge con i decreti attuativi per spendere questo 1,5 miliardi di euro, però ancora troppe famiglie dei risparmiatori truffati dalle banche non sono state risarcite perché si sta aspettando il permesso, il via libera, il bollino blu come per le banane Chiquita. Adesso sono soldi ai vostri colleghi, perché le televisioni non sempre la spiegano com'è. Noi non andremo in Europa a chiedere i soldi degli altri, non abbiamo bisogno dei soldi dei francesi, dei polacchi, dei tedeschi o degli spagnoli per pagare il nostro debito. Noi vogliamo semplicemente usare per gli italiani i soldi degli italiani, vogliamo poter abbassare le tasse a chi lavora in questo paese, perché se la gente lavora paga le tasse e il debito scende. Se la gente non lavora, non paga le tasse e il debito sale. Non occorre uno scienziato. L'abbiamo provato con Monti, con Letta, con Renzi, con Gentiloni a fare il contrario. Aumentiamo le tasse, tagliamo le spese e il debito sale. Perché se a Ferrari i ragazzi non lavorano, oppure, peggio ancora, se lavorano come precari a vita, con uno bello stage gratuito di 6 mesi o con un bel contratto di 20 giorni con la cooperativa che poi te lo rinnova per altri 30 giorni e poi commerciale o poi forse anni vivendo a casa di mamma e figli. Le regole dell'Europa cambieranno perché devono cambiare. No, ma non sono bravo io, erano meno bravi gli altri, evidentemente. Non è che noi stiamo facendo delle soluzioni miracolistiche. Oggi io ho diffuso i dati del Ministero dell'Interno. Sbarchi di immigrati diminuiti del 90% con un bel po' di soldi risparmiati. Anche a Ferrara.
anche a Ferrara. Poi c'è il 99% dei cittadini di Ferrara che sono contenti se ci sono meno clandestini e meno problemi. C'è un 1% di cittadini di Ferrara, quelli che con le cooperative ci guadagnavano, che sono un po' meno contenti. Cambieranno business, cambieranno mestiere, faranno soldi con qualche altro stimolo. Vabbè, dimmi amico mio. Ne abbiamo tanti va bene, poi ne parliamo. No, va bene. No, dopo se mi fai finire di parlare un attimo. Alan lo sa, perfetto. Vabbè, poi io mi fermo, dopo devo solo andare ad Argenta, Forlì e a Cesena, non c'è problema, quindi c'ho tempo. Però vi devo dire che stamattina sia a Castelfranco Emilia che prima a Mirandola c'è stata un'accoglienza straordinaria, una risposta incredibile. Poi ovviamente non solo immigrazione, stamattina ho sentito i comandanti dei carabinieri, della polizia, della finanza. Io finché campo, ovviamente da ministro lo sto toccando con mano, però ve lo garantisco, potete esserne orgogliosi anche voi come cittadini del lavoro delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa, che sono i migliori al mondo come forza dell'ordine. Non ce n'è di eguali in nessun altro paese al mondo come le forze dell'ordine italiane. Stanotte altre 6 operazioni in tutta Italia, dalla Val di Noni in Trentino a Catania. Hanno arrestato decine di mafiosi, di camorristi, di spacciatori di droga, sequestrato milioni di euro di ville, villette, macchinette e macchinoni, perché la guerra alla mafia si fa coi fatti, non con le chiacchiere, coi libri o coi convegni o con le trasmissioni televisive, coi fatti. Anche in Emilia, perché certi balordi hanno messo piede anche in Emilia e noi proveremo a sequestrarli, e già lo stiamo facendo fino all'ultimo paio di mutande. E poi la soddisfazione che grazie ai soldi risparmiati sull'immigrazione da quest'anno possiamo assumere 8.000 poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco. 8.000, cosa che non si faceva da anni perché i compagni avevano bloccato le assunzioni. C'erano le assunzioni dei medici ferme, degli insegnanti, dei giudici, tutto fermo. E poi vai a vedere, gli ospedali chiudono, vengo da Mirandola dove c'è un problema, mancano i medici, mancano gli infermieri, i tribunali non lavorano. Il decreto sicurezza che abbiamo preparato è pronto da settimane, spero di portarlo questa settimana in Consiglio dei Ministri, assume 800 collaboratori per i tribunali solo di Napoli e provincia, perché pensate che solo a Napoli e provincia ci sono 12.000 persone fermate, arrestate, processate e condannate, che però oggi sono a spasso e non sono in galera perché manca personale dei tribunali per eseguire le sentenze. E anche qua perché il blocco delle assunzioni. Ora, buon Dio, andiamo in Europa a discutere queste regole. Io i camorristi li voglio in galera, non li voglio a spasso per Napoli a sparare alle bambine di 4 anni. Li voglio in galera. E 25 milioni per 800 assunzioni, perché poi la politica sono fatti. E la cosa bella è che soprattutto nell'Emilia, fra virgolette, rossa, stamattina sia a Castelfranco che a Mirandola, in piazza c'era tanta gente che poi si è fermata e mi ha detto quasi sottovoce: Salvini, mi ricordo il signore che ho incontrato, io ho votato a sinistra tutta la vita, votavo il PC, votavo i DS, il PDS, il PDE, come il Secciamo, sempre votato a sinistra, sempre votato di là, sto giro voto Lega, perché i compagni mi hanno approvato la legge Fornero e voi mi state togliendo la legge Fornero. E quindi a occuparsi di lavoro, di pensioni, di diritti, di precari. Ormai gli amici del Partito Democratico conoscono più banchieri che operai, quindi come cambiano i tempi. Alcune battaglie non sono né di destra né di sinistra, sono giuste. Andare in pensione dopo 41 anni di lavoro e di fabbrica è qualcosa di giusto. Non è un regalo ed è quello l'obiettivo a cui vogliamo arrivare, azzerare la legge Fornero. E lo voglio fare con questo governo. Lo ripeto, l'ho detto prima delle elezioni, lo ripeto dopo le elezioni, la mia parola, la nostra parola vale più dei sondaggi e vale più di 1000 poltrone. Quindi io voglio andare avanti a lavorare con questo governo perché non mi interessano operazioni di palazzo,
basta che questo governo ritorni a lavorare, a viaggiare come un treno e qualcuno la smetta di dire no, perché è il momento dei sì. C'è bisogno di dire sì, di sbloccare cantieri, strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, ponti, sottoponti. Sono fiducioso. Sto lavorando a questa mattina per sbloccare anche, c'è il decreto, poi lo dice il nome stesso, c'è il decreto sblocca cantieri. Ma se il decreto si chiama sblocca cantieri, evidentemente tu dovrai mettere delle norme che sblocchino i cantieri, altrimenti fai il blocca cantieri, ma il blocca cantieri l'hanno già fatto gli altri per una vita. Pensate che io ieri ho avuto l'orgoglio di essere con Luca Zaia ieri mattina a inaugurare i primi 7 chilometri della superstrada pedemontana veneta dopo 25 anni. Dopo 25 anni. Però chi la dura la vince, e oggi pomeriggio, mentre noi siamo in Piazza Ferrara, ci sono i primi lavoratori, camionisti, operai e imprenditori che stanno percorrendo quell'autostrada che hanno provato a bloccare. No, è il comitato del no, e qui no, e no al ponte, e no alla ferrovia, e no all'energia, e no qui, e no là. Però l'Italia, a furia di no, si blocca. Io mi fido degli italiani, dei sindaci, di Alan che sarà sindaco da lunedì prossimo, che spero possa sbloccare, scavare, sistemare scuole, asili, case di riposo, senza far miracoli, senza far miracoli. Io mi ricordo la campagna elettorale per le regionali che ho fatto con Alan in giro per l'Emilia, cos'era, 5 anni fa, in camper. Però rispetto a 5 anni fa io ho perso qualche chilo, tu l'hai preso qualche chilo. Quindi, vabbè, però diciamo che da lunedì avrai modo di avere le tue preoccupazioni, perché mi sa che c'è qualcosina da sistemare in comune. Ti chiedo solo una cortesia, a differenza magari di qualcuno che ci ha preceduto, che lavori col comune di Ferrara chi merita di lavorare, non gli amici degli amici, dei parenti. Chi merita, non chi è più bello o più simpatico o più ammanicato, chi merita. Riportiamo un po' di merito, questo ma lo vogliono anche tanti dipendenti pubblici. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Non chi è più bello o più simpatico o più ammanicato, chi merita. Riportiamo un po' di merito, questo ma lo vogliono anche tanti dipendenti pubblici, io ne incontro tanti, perché col ministro Bongiorno stiamo lavorando anche per portare il merito nel pubblico impiego, perché non è giusto che ci sia qualche dipendente che lavora al doppio perché c'è il collega che è sempre a casa e sempre malato. Quindi portare il merito anche negli uffici comunali e poter licenziare chi non fa una mazza, perché non ci sono posti di lavoro a vita. Ma lo spiegherà un artigiano a un commerciante che va a lavorare anche quando c'ha 39 di febbre, che vabbè, comunque, piano piano. Sulle tasse il 15% quest'anno è applicato, siamo partiti dai piccolini, partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori fino a 65.000 euro, e avevamo visto giusto perché nei primi mesi di quest'anno hanno aperto in Italia 200.000 nuove partite IVA, perché se all'italiano tu dici ti faccio pagare poco, scommetti su te stesso, gli italiani sono i migliori al mondo, non ce n'è come voglia di fare, di rischiare, di spirito di sacrificio, di iniziativa. Adesso bisogna estenderlo, questo 15%. E questo il discorso che ho cominciato con l'amico Di Maio e col Premier Conte, abbassare le tasse è un'urgenza adesso, non fra 1, 2 o 3 anni,
perché molte attività rischiano di chiudere adesso e l'unico modo per ridurre il debito pubblico è permettere alla gente di lavorare, e la gente lavora se non le ammazzi di tasse e di burocrazia. Quindi portare al 15%, per carità, non per tutti e subito, ma avere quello come obiettivo è l'unico modo per rilanciare il paese, oltre che sbloccare cantieri, aprire, investire, strade, autostrade. Qua stanno bloccando, la Roma Latina è bloccata, e la terza corsia del Brennero è bloccata, e il treno fra Brescia e Vicenza è bloccato, e l'alta velocità al sud è bloccato, e perché c'è il comitato no, il comitato forse, il comitato dipende. Ragazzi, questo è il momento del coraggio, altrimenti i nostri figli che futuro offriamo? Di scegliere dove scappare. Io vado a Londra, io vado a Parigi, io vado a Berlino, io vado ad Amsterdam, io vado in Nuova Zelanda, o io vado dall'altra parte del mondo. Quindi non sarà facile, ma ci abbiamo la voglia, ci abbiamo i progetti, ci abbiamo le idee. Abbiamo dimostrato in questi 12 mesi che siamo testoni. La legittima difesa è legge dello Stato, e quindi dopo anni di chiacchiere è un diritto normale. Con la pace fiscale abbiamo liberato per il momento dalle cartelle esattoriali di Equitalia interessi contro interessi, more e sanzioni 1.700.000 italiani che tornano a vivere, a respirare e a pagare le tasse. Erano fantasmi, adesso tornano uomini liberi. Dobbiamo farlo ancora di più per scommettere sulla voglia di costruire, sulla voglia di crescere. Poi voi avete una città stupenda, avete anche una squadra che va meglio del Milan quasi, quindi te ridi. E io ho solo 51 amici su Instagram, perché non ce la faccio se no è un casino, ma uno dei 51 è Bomber Petagna, onore a... sì, quando ci vuole ci vuole. Però vabbè, questo scherzi a parte, poi in bocca al lupo. Vi chiedo da qui a domenica però di ragionare, rimanendo alla metafora calcistica, come se si partisse dallo 0-0. Dimentichiamo il voto di domenica scorsa, ovviamente non dimentico la gratitudine che io e Alan portiamo nei vostri confronti perché la Lega così forte a Ferrara non è mai stata, e ringrazio anche gli amici della coalizione, degli altri movimenti, delle altre liste. Però ripartiamo da 0-0, anche perché il ballottaggio è un'unica partita, è come l'ultimo calcio di rigore nella finale, se lo sbagli è finita, non è che lo puoi ripetere. Quindi vi chiedo di ricordare questo domani in ufficio, in negozio, in azienda, a scuola, in ospedale, perché io sono sicuro che fra le vostre conoscenze, i vostri colleghi, i vostri parenti, c'è qualcuno che oggi pensa: ma tanto io domenica 9 giugno se c'è bello vado al mare, perché tanto Fabri ha già vinto, perché tanto non voto io ma vota mia sorella, vota mia cognata, vota mia cugina, e c'ho la cresima, e c'ho la comunione, c'ho il battesimo. Ragazzi, la possibilità dopo 70 anni di cambiare la storia a Ferrara passa domenica 9 giugno. Poi non ripassa più per i prossimi 70 anni. E quindi ho visto, noi abbiamo vinto un comune in provincia di Lodi settimana scorsa per 21 voti e ne abbiamo perso uno in provincia di Vicenza, e c'ero ieri, per 5 voti, 5. E poi uno si mangia le mani e il lunedì va in ufficio e dice: cacchio, avessi saputo, e allora tornavo un'ora prima dal mare, e allora partivo. Amica mia, però lunedì 10 giugno il borbottio e il lamento a Ferrara non è ammesso. Chi non vota ha perso, chi non sceglie è complice, chi sta a casa aiuta la sinistra, punto. Non ci sono scuse. Negli ultimi giorni, poi ve le dico perché ci tengo a dirvi 2 o 3 robe che sui giornali non compaiono, ovviamente perché il Parlamento sta lavorando, anche i ministri e i parlamentari della Lega sta lavorando. Una buona cosa l'abbiamo portato a casa ieri, dopo mesi e mesi di interpellanze, di emendamenti, di interventi in aula.
ieri finalmente il Ministero delle Infrastrutture ha scritto a tutte le prefetture, ed è una roba di civiltà. Io pensavo che già ci fosse, invece pensate il paese strano che è l'Italia, non era così. Da ieri il Ministero ha scritto a tutte le prefetture che le ambulanze che viaggiano in autostrada non pagano il casello autostradale, perché quelli che vanno a fare volontariato per salvare il prossimo pagavano. Ma vi rendete conto che uno che andava in giro a salvare la vita, prendeva l'autostrada, pagava il telepass? È un piccolo segno, per carità di Dio, ma è un passo in avanti verso la civiltà. Settimana scorsa la Commissione al Senato ha approvato l'emendamento della Lega, appoggiato da tutti, che finanzia la possibilità di mettere telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per tutelare bimbi, anziani e disabili. Da quanti anni se ne stava parlando? Quanti anni? E ormai addirittura d'arrivo anche la legge sul cosiddetto codice rosso, che prevede che le donne che denunciano una molestia o un'aggressione siano convocate dal giudice dopo 3 giorni, non dopo 3 anni, dopo 3 giorni. E magari qualche vita la salviamo, e magari qualche ragazza, piccoli passi in avanti per un paese più civile. Dall'anno prossimo torna materia di studio obbligatoria a scuola con 33 ore all'anno l'educazione civica. L'educazione civica, al rispetto, all'ambiente, ai diritti, alla salute. Quindi piccoli passi in avanti. Ovviamente a questo aggiungiamo l'assunzione di 16.000 insegnanti della scuola primaria firmati dal ministro Bongiorno settimana scorsa, l'assunzione, come dicevo, di 8.000 uomini e donne delle forze dell'ordine. Piano piano stiamo riportando l'Italia su un binario più normale, poi normale, per carità di Dio. Una delle prime cose che avevo fatto al Ministero dell'Interno, al di là ovviamente della lotta alla mafia, alla camorra, al racket, all'usura, alla prostituzione, allo spaccio, era a costo zero rimettere 2 paroline sul computer per chiedere la carta di identità elettronica che i governi precedenti le avevano tolto, e noi le abbiamo rimesse perché sono parole belle che non danno fastidio a nessuno, che sono mamma e papà, e abbiamo rimesso al loro posto la mamma e il papà, perché qualcuno pensava che mamma e papà fossero discriminatori. Pensate che tara mentale. E c'era il garante della privacy che mi aveva scritto: però ministro, così è discriminato. Scusi signor garante, però la mamma, uno un'idea di massima ce l'ha se gli entra in ufficio, quella è la mamma e quello è il papà. Non è che occorra uno scienziato per intuire quale dei due sia la mamma e quale possa essere il papà. Però è questo. Stanno lavorando a una società senza radici, senza valori, senza tradizioni, ma mi hanno fatto una testa così perché io ho osato chiedere, non per me che sono l'ultimo dei fessi o per un partito politico, ma per gli italiani e per il popolo italiano, la protezione della Madonna, perché io ci credo e non vedo che fastidio possa dare a qualcuno. No, apriti, dibattito, e il rosario, non si... Ma dov'era sta gente quando toglievano il Natale, il crocifisso, Gesù Bambino, il presepe dalle classi, dagli ospedali, dalle scuole, dagli uffici? Ce lo dicessero. Poi ognuno crede al Dio che vuole, per carità di Dio. Basta che il mio Dio non mi dica che la donna vale meno dell'uomo, perché una religione per cui la donna vale meno dell'uomo io in Italia non la voglio. E se la donna la vuoi coprire col burka lo fai a casa tua, non a Ferrara. Non a Ferrara. In giro vestito come i Fantastici 4 lo fai a casa tua, non a Ferrara. Perché qua la donna può andare in giro vestita come vuole, all'ora che vuole, facendo quello che vuole, mangiando. Ma è questo, non è una questione di religione, è una questione di rispetto, di diritti, di identità. Io ti apro le porte di casa mia, però almeno non venire tu a spiegarmi come si deve vivere, mangiare, pregare o ragionare o lavorare come facevano i miei nonni tanti anni fa, voglio dire. Quindi, allora, vabbè, l'ho fatta lunga. Com'è Alan? Come li passi questi ultimi 6 giorni? E noi riprendiamo ora la linea con questo comizio di Salvini. Bene o male tutti i temi sono stati toccati, con quello che ha detto ieri Conte. Sono state puntellate anche le note di affinità e divergenza, si diceva una volta, tra le due forze politiche.
da qui alla fine della trasmissione sono circa 26-30 minuti a vostra disposizione con la specialità della casa, il filo diretto qui su Radio Padania Libera allo 0266 20 35 29. Le linee sono aperte, sono libere, sono spalancate a vostra disposizione. La domanda che secondo me si impone e che ci permette di connettere la nostra vita normale alla vita rappresentata dalla politica è semplice e chiara. Secondo voi che ascoltate Radio Padania, leghisti o meno che siate, questo governo deve andare avanti, ha le carte in regola per andare avanti e se sì come? Oppure questo governo, dopo la campagna elettorale che ha in qualche modo aperto un varco tra Lega e Movimento 5 Stelle, soprattutto per via dell'atteggiamento del Movimento 5 Stelle che ha cercato di ritagliarsi il ruolo di contraltare a Matteo Salvini, ecco, anche dopo il voto di qualche domenica fa, di 2 domeniche fa, secondo voi questo governo è al capolinea, andrebbe staccata la spina? 0266 20 35 29, le linee sono aperte, libere e spalancate, perché è molto importante sapere che cosa dice Di Maio, cosa dice Salvini, cosa dice Conte, cosa dice Zingaretti, ma alla fine quelli che domenica hanno dato forza a Salvini, a Conte, Di Maio, Zingaretti sono le persone, siamo noi, io che sono andato al seggio, Giulio Cesare Carnelli e tutti voi che ci state ascoltando che siete andati a votare, e anche se non ci siete andati in qualche modo avete una responsabilità comunque, quindi credo sia molto interessante sapere in questi 2 giorni di ombre schiarite sul futuro del governo, voi come la vivete? Secondo voi bisogna andare avanti oppure no? 0266 20 35 29, prendiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto in diretta. Ecco, sono da un po' di tempo un vostro fedele ascoltatore. Grazie. Sono Mario. Grazie Mario, benvenuto. Grazie caro. Allora, 2 osservazioni. Per me il governo deve andare avanti, se era questa la risposta. Sì, questa è e la poi volevo domanda. fare, poi un suo parere, una piccola digressione sul personaggio Carlo Calenda. Sì. Io 2 o 3 volte che lo seguo in TV, me ne parlavano come persona, ben informata, ben preparata e cosa. Ho visto che c'ha la tendenza a dare, questo nastro nascente del PD, del cretino, dell'ignorante, dell'ebete, del non capisce niente, dell'incompetente a tutti quanti. Ora la persona è anche ben preparata, però a lungo andare io penso che questo gli stroncherà la carriera, perché questo suo atteggiamento tipico da puzza sotto il naso, so tutto io, voi non sapete niente, sì. Questo suo atteggiamento arrogante, presuntuoso, a lungo andare io penso che questo astro che si sta nascendo, come dicono, quello che piacicchia, quello che dice di più nell'imitazione di Crozza, dice piacicchio Calenda. No, ma lui a Roma, voi a Milano non c'è del posto, lui a Roma, sai, i romani sono molto ironici e lo chiamano già il Che Guevara dei Parioli. Beh, bella, molto bella il Che Guevara dei Parioli. Sì, no, perché lui praticamente poi viene da quel mondo confindustriale, elitario, ricco. Se tu sei competente, e lo sei, non dare sempre continuamente del cretino, dell'ignorante, dell'incompetente. Certo, grazie di questa divagazione calendistica. Vi chiedo se volete approcciarvi alla mia domanda anche un sì o un no abbastanza netto. Secondo voi il governo deve andare avanti così? Se sì, e ci dite magari anche come, perché, in che modo, con quali priorità. Se no, indicate una strada alternativa. Proviamo oggi a fare un filo diretto che abbia anche questo spartiacque. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuta. Ecco, io sono la solita rompiscatole. No, perché? Come ti chiami? Angela da Novara. Angela, ma una che si chiama Angela come fa a essere una rompiscatole? Allora, io dico di no, perché io dei 5 Stelle non ne posso più. Allora, punto primo, vai. C'è nei 5 Stelle una mina vagante che è Fico. Fico si doveva candidare per la sinistra. Fico è quello che il 3 di giugno, l'altro ieri, ha fatto una parata da schifo. Allora, io penso che se Matteo Salvini andasse con la Meloni sarebbe l'ideale.
Grazie mille alla nostra ascoltatrice. Sì, perché sì, invece ci scrive un altro amico. Al momento, guardate, oggi provo a fare anche questa cosa che non facciamo di solito, ma giusto per provare a avere il nostro polso, senza pretese demoscopiche qui a Radio Padania. Tengo anche conto a crocetta dei sì e dei no. Siamo 4 sì e un no. Se volete astenervi c'è anche la casellina astenuti, non tenete. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Ciao Marco, ti chiamo da Bolzano, sono Sergio. Eccoti. Senti, io sono molto, diciamo, perplesso, però ragionando con calma, io direi di andare avanti. Perché è inutile che stiamo qui a parlare. C'è sempre il Presidente della Repubblica che decide su in alto. Guarda, per puro caso, nessun giornale, nessun media parla della schifezza che c'è in questo momento al Consiglio Supremo della Magistratura. Parlano di tutto, parlano della Lega, dei 5 Stelle, ma quell'argomento è tabù. Non viene toccato così un Hai po' capito? di... Ecco, sì. io pertanto dico come leghista, dico direi di andare avanti. Grazie, magari al mi nostro sbaglio. ascoltatore ma certo, ma tutti possiamo sbagliarci. È interessante sapere cosa ne pensate voi, cosa ne pensiamo noi. Per il momento vi do questo aggiornamento: 5 sì e 2 no. 6 sì in questo momento con Riccardo Avarese che ci porta anche il suo sì. 6 sì e 2 no, vale quel che vale, non è un sondaggio, però insomma cerchiamo di capire un po' anche numericamente come la pensiamo. Pronto? Saluto al re della radiofonia, sono Goffredo. Esagerato, Goffredo. Casomai faccio il maniscalco qua, che re. Allora, no, se vado avanti questo governo, innanzitutto per gli italiani, perché sennò arriva Cottarelli, la compagnia di Ventura, vari. E poi anche per il povero Di Maio, che insomma, se no gli tocca tornare a vendere le noccioline al San Paolo di Napoli. Ecco, quindi anche una vocazione umanitaria di Goffredo. Esatto. Un abbraccio. Grazie Goffredo dalle Romagne. Intanto non riesco a leggervi tutti perché ovviamente questo giochino dei numeri vi sta attirando, è normale che sia, anch'io se fossi all'ascolto manderei il mio messaggino. E siamo a 8 sì e 2 no, compreso tutto, telefonate, WhatsApp. C'è poi Francesco Marisa ci dice: chi si ferma è perduto, ciao Pinti. A te ti metto tra gli X che non si capisce. Marisa, che cosa vuoi dire? Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, eccoti. Ciao, io sono la Marisa anch'io. Ciao Marisa, eccoli qua. Allora, io sono per il sì, anche perché adesso è l'ora di andare all'incasso, quindi bisogna, non per troppo tempo, diciamo che se nei prossimi 2 mesi non ci dicono dei sì, non fanno passare le nostre cose, visto che noi abbiamo fatto passare le loro, forse gli diamo un limite, bisogna dargli un limite, direi entro 30 giorni, entro 70 giorni, devono dargli un limite perché passino le nostre richieste, visto che nel contratto finora abbiamo subito. Ho capito, grazie mille. Per cui io sono per il sì, anche perché fuori di lì, insomma, io sono d'accordo anch'io con l'alleanza con la Meloni, però dobbiamo lasciargli il tempo di acquistare ancora più terreno di quello che ha acquistato, deve arrivare verso il 10-12%, così almeno siamo sul sicuro. Noi arriviamo su 35-36 e nessuno ci ferma più. Grazie mille Marisa. Allora, abbiamo anche delle riflessioni più articolate. Giorgio dice: sarebbe bello continuasse come all'inizio, ma tutto dipende dai 5 Stelle. Se sono determinati a provocare, aggredire la Lega fino a costringerla a cedere, non possiamo farci nulla. Loro hanno i numeri per fare quello che vogliono, purtroppo. Sai che sollazzo essere nelle loro mani. Quindi questa non so se è un sì, non so se è un no. C'è anche chi ci scrive: forse sì, forse che no. Grazie Giuse, grazie, anche tu vai nella lista X. E poi Gioioso: è la domanda più difficile del giochetto più difficile che hai detto, che hai fatto fino adesso, e io non so. Vincono gli X, stanno crescendo quelli che dicono sì. C'è chi motiva il suo sì, dice: beh, io dico sì perché con Berlusconi e Meloni non otterremo mai nulla delle nostre riforme. Questo era Simone. Giuse sì, no, ma forse sì, ma però no, oppure sì. No, ti metto tra gli X, mi dispiace Giuse. Abbiamo un'altra telefonata allo 0266 20 35 29, linee aperte libere. Pronto?
Sono Daniele da Milano. Ciao Daniele, eccoti, benvenuto. Allora, fra reddito di cittadinanza e quota 100, a me la pensione me l'hanno abbassata, le pensioni degli artigiani, degli operai, 1.000 euro, 1.100, 1.200 euro. Chi si è permesso, quel cafone che si è permesso di abbassare la mia pensione, una vita di lavoro? Chi è? È questo governo? Se è questo governo che vada immediatamente a casa. Quanto Però te mi l'hanno devi dare una abbassata? risposta. Sì, ma aspetta, perché poi tu ci porti legittimamente un caso personale. Io non sono ministro. No, questo è un caso totale, Sì, perché no, ma aspetta, c'erano i pensionati stai a calmo. Roma che facevano Stai calmo, io la non sono manifestazione. ministro, io ho bisogno di un elemento in più, che tu mi dica che decurtazione hai avuto. Il tuo caso. Me lo devi dire l'elemento, perché non si può. Ma tu mi devi raccontare la tua storia, io non sono il presidente Ma dell'INPS. cosa vuol dire? Ma questo è generale, 7,40, si paga la tassa sulla pensione, giusto? Sì. Allora è meglio andare in Portogallo che non si paga nulla, ma questo è un paese bastardo, questo è un paese che io non riesco più a capirlo. Allora, più a capirlo, ma è non questo caso specifico che è già stato affrontato, un caso analogo. E Ecco, chi ha abbassato la pensione? adesso ti dico, un caso analogo al tuo è stato portato ieri in una trasmissione, e io ringrazio Giulio Cesare Carnelli che mi dà la risposta, e era un ascoltatore che diceva che sulle pensioni superiori a 1.500-2.000 da questo giugno ha avuto una trattenuta da 40 euro. La risposta di qualcuno che immagino sia vicino a situazioni di governo, esatto, il CAF, dice sono i 40 euro che partono però dal 2018, da giugno sono solo 4 euro per l'indicizzazione dell'Istat, quindi non dovrebbe essere questo governo responsabile del caso di specie. Io ringrazio anche la solerzia di Giulio Cesare Carnelli, ma invito voi, quando avete un caso specifico, una testimonianza, di portarla con tutta l'emozione dovuta e che vi rappresenta, e ci mancherebbe. Non aspettatevi da me la risposta che vi può dare il presidente dell'INPS o il ministro del lavoro, perché io sono un conduttore. Se mi fate alcune domande sono preparato, se mi chiedete una situazione così specifica rivendico anzi il diritto di non esserlo, quindi va bene tutto, ecco, anzi continuate a portarci le vostre testimonianze, però non chiedetemi competenze che già faccio fatica ad avere, quelle normali. Giuseppe da Treviso, per me è un sì. Ricordo che l'autonomia con la Meloni non la prendiamo. E ancora Giorgio chiarisce: il mio è un sì perché il mio incubo è un PD che torna al governo. Manzoni ci manda un Twitter di Andrea Bonazza e noi li salutiamo, sia Manzoni che Bonazza, ma non abbiamo tempo di stargli dietro. Non hanno abbassato nessuna pensione al mio papà, sono stati versati gli stessi soldi del mese precedente e ha una pensione di 1.600 euro mensili. Quindi vedete, i casi particolari poi non sono facili da gestire e da capire, né spesso sono omogenei. Abbiamo Lucia, sì che il governo continui, anche lei dice la Meloni non vuole l'autonomia. Prendiamo un'altra telefonata e mi permetto però, visto che tra poco ci sarà la pausa e poi continueremo con queste chiacchierate, il sì è in nettissimo vantaggio, 13-2. Non vorrei che questo effetto valanga dei sì in qualche modo smorzasse quelli che invece pensano che questo governo non abbia senso. Sapete, se ascoltate Radio Padania, sapete che questa è una mia tipica interpolazione. Ogni volta che c'è un filo diretto che pende troppo da una parte, io incoraggio chi invece non fosse d'accordo a manifestare la sua opinione. Cioè non è che siamo qua a raccogliere i sì e i no facendo il tifo per gli uni e per gli altri. Se avete delle argomentazioni, dei pensieri, fatevi avanti allo 0266 20 35 29. Se secondo voi questo governo non ha senso, ditelo pure serenamente, non temete di essere in minoranza in questo nostro piccolo sondaggio. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuta. Sono io, ciao, Anna Maria da Torino. Intanto ti voglio dire che sei molto simpatico e rallegraci un po' con le tue imitazioni. Grazie Anna Maria, dai, piccolo euro a radio dopo. Simpaticissimo poi, ma poi sei perfetto nelle imitazioni. Sono comunque possessioni, volevo dire, per me può andare avanti questo governo sempre che che passino la richiesta di Salvini, visto che adesso si stanno ammorbidendo perché la batosta è stata molto forte, sembra che si stiano ammorbidendo, perciò quindi finché si va avanti con le richieste, si va avanti, se no poi un calcio nel sedere
E arrivederci. E andiamo a votare. Grazie mille, Ciao. grazie mille. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, eccoti, Ciao. benvenuto. Ciao Cosmo. Sono carissimo Pinocchietto senza H. Pinocchietto senza H, poi ti spiegherò in un'altra occasione, però riguarda anche quello che hai detto nel corso di questa trasmissione un'ora fa. Occorre precisare che i 9.000 voti 9 non milioni. sono il 34%, ma sono circa il 19% degli elettori, e a fronte di questi ci sono gli altri 40 milioni di voti, cioè l'81% degli elettori. Nel corso degli anni sono stati dati centinaia di milioni di euro ai proprietari di Radio Radicale anche per trasmettere in favore di sistemi elettorali che consentono di rubare seggi parlamentari ai prescelti da milioni di elettori, e sono addirittura decine di milioni di elettori che possono venire defraudati da tali sistemi con soglie di sbarramento prendi maggioranza, e anche per le europee c'è stato il 4% di soglia di sbarramento. Anche per le europee circa 3 milioni di 10 scelte secondi, Cosmo. circa 3 milioni di scelte alternativamente formulate con le schede elettorali sono state sottratte alle destinazioni specificamente volute ed espresse dall'elettorato. Grazie onorevole Cosmo, dobbiamo dare la linea alla pausa e poi ancora il filo diretto. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. È il primo giorno d'estate, 21 giugno, facciamo 2 passi, giriamo i giardini, salutiamo. Buongiorno! Buongiorno, bibita energetica. Fa caldo? Si lavora? Si lavora? No? Oggi niente? Non c'è lavoro adesso, però c'è caldo per il lavoro. C'è caldo per il lavoro oggi? Già finito. Corso di professionale si chiama. Ah, ok. Magazzino e logistica. Ma voi siete qua come... Ma voi siete qua come richiedenti asilo? Siete qua come... Ah, richiedenti asilo. Da dove arrivi? Alessandro. No, ma da dove arrivi? Da dove? Nigeria. Però Nigeria è un paese che cresce, c'è lavoro in Nigeria, c'è ricchezza in Nigeria. Però è tanto in guerra, è sempre in guerra. Ma è solo il 5% però del territorio nigeriano dove c'è la guerra. Boko Haram è solo nell'estremo nord. Vabbè, tu quindi da quanto tempo sei qua in Italia? Da quanto tempo sei qua in Italia? 1 anno, 7 mesi. 1 anno e 7 mesi? E hai fatto domanda di asilo politico? E in 1 anno e 7 mesi non ti hanno ancora risposto? Però non è Ma dove dormi qua? Dove dormi? Dove dormite? Ma dove? In una casa, in un albergo, in una casa sociale. In una casa sociale, gestita da una cooperativa? Quindi è 1 anno e 7 mesi che sei qua? Va bene. Però non c'è documento. Non hai documenti? Non hai niente? 1 anno e 7 mesi? Vabbè.
Vabbè, buona bevuta, ragazzi. Però italiani molto bravi. Italiani molto bravi, sì. È 1 anno e 7 mesi che ti non è per te. Se è più di un'estate, 1 anno e 7 mesi, però già finito cosa di professionale. Plus fan. No, adesso vabbè. solo cercare per lavoro. Va bene. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buona giornata. Buona giornata. Bye bye. È 1 anno e 7 mesi. Fa caldo per lavorare, su questo fa caldo, che faccia caldo è indubitabile. Però che in 1 anno e 7 mesi costui non abbia ancora avuto una risposta su quello che può fare, deve fare. Aspetta, fammi, ma non giriamo tutti, perché sennò poi magari pensano che ci siano dei clienti qua, quindi andiamo a documentare, a chiedere. 1 anno e 7 mesi, ma è ipernormale che in 1 anno e 7 mesi uno abbia fatto domanda di asilo politico e sia ancora qua a campeggiare in stazione? Vabbè. Sembrava tutto fatto, tutto definito, sembrava tutto chiaro quello che era successo, compresi i voti per il voto, ma il lodo Cosmo. Se Cosmo ha ragione, e quindi la Lega ha preso solo il 19%, non dobbiamo mandare musica giapponese per 3 mesi. Posso tornare a mandare De André? Non devo condurre sulla notizia d'agosto. Riccardo, tu puoi andare al gelataio. Anonymous, puoi tornare a disprezzare Greta Thunberg. Laura, gioca ai cavalli. Camionaro, puoi tornare a fare le tue grigliate. Il lodo Cosmo ci può liberare. Raul da Cesano Maderno, settimana prossima non dovrai votare alla finale del Grande Fratello, perché questo non è l'universo parallelo dove la Lega ha preso il 34%, è l'universo, il Cosmo, anzi, diamo a Cesare quel che è di Cesare, dove la Lega ha preso il 19%. Siamo liberi. Ognuno faccia i conti con la sua coscienza, ma io ringrazio il nostro più preciso ascoltatore, perché con questo 19% abbiamo trovato il salvavoto. E chiudiamo questa parentesi con i Cavalieri dello Zodiaco, sigla giapponese che avete potuto apprezzare, spero, anche se così solo per colpi. Adriano dalla provincia di Bergamo dice no, con questi buffoni basta, sempre da soli, quindi si avvicina uno dei no al nostro piccolo sondaggio senza pretese, che in questo momento dice 18 sì, andiamo avanti con il Movimento 5 Stelle con tanti ragionamenti che stiamo sentendo, e 3 no, che persone che non ne possono più. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Marco, Carlo dalla provincia di Brescia. Ciao Carlo, benvenuto. Allora, grazie. Immagina un uomo sospeso nel vuoto, sì. Il burrone sotto e come unico appiglio un arbusto che purtroppo sta cedendo. Sì. E dall'altra parte, arriva la persona che gli tende la mano per salvarlo. Sì. E gli dice: io ti salvo purché tu accetti queste condizioni. Ecco, questa è l'immagine dei 5 Stelle nei confronti della Lega. Quindi cosa dici? I 5 Stelle accetteranno di essere salvati o finiranno nel burrone in modo sciocco? Questo non lo sapremo mai, ma tu cosa speri? Che questo governo vada avanti o no? Appunto, devono accettare le condizioni, l'ha detto molto chiaro il nostro segretario federale, ha detto che se ci saranno dei sì, si va avanti. E secondo te, quindi tu sei per andare avanti, tu speri che si vada avanti o che si smetta?
Ma sinceramente si può andare avanti, sì, magari sarebbe anche meglio andare avanti per non correre il rischio poi di incappare in un governo tecnico, ecco. Grazie. È sempre quella, insomma. Grazie mille. Vai, dimmi. La mia proposta era questa: si possono mettere all'asta degli abbonamenti, cioè per trovare così, insomma, qualcuno che può dare un contributo più corposo, insomma, fare una trasmissione e mettere all'asta degli abbonamenti, e poi questi abbonamenti che saranno stati battuti all'asta andranno ci pensiamo, grazie, è una bella idea. Tu, se vuoi dare più di 8 euro al mese, puoi regalare un po' di abbonamenti. Potete regalarlo anche al Papa, se volete. Cioè, voi fate l'abbonamento a Radio Padania, a Papa Francesco, e lo recapitiamo al Vaticano, perché poi noi li ricapitiamo le tessere ai diretti interessati, quindi se volete potete farlo. Io dico il Papa perché è uno che ogni tanto telefona, quindi potrebbe, a me piace pensare che ci ascolti sempre, ma potrebbe essere qualcun altro che volete voi, insomma, vedete voi. Raul da Cesano Maderno, se volete usare questi mezzucci per annullare il voto per il voto, fate voi. Non vi lamentate però se poi il mondo non cambierà mai. Basta, ormai creato dei mostri. No, va bene Raul, stai tranquillo. Allora, io ho anche una mezza idea che in qualche modo compensa uno dei miei voti. Tu sai qual è il cantautore che io non posso mettere per 6 mesi, quindi fino al 26 novembre, no? Al Grande Fratello ci sarebbe, diciamo, ci siamo già capiti, diciamo, personaggio del Grande Fratello, c'è, diciamo, una persona che ha a che fa e noi, diciamo, togliamo di qua, mettiamo di là, compensiamo. Raul, vabbè, prendiamo una telefonata. Pronto, grande Raul? Pronto? Ciao. Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Sì, sono Giorgio da Monza. Ciao Giorgio, benvenuto. Ma volevo ringraziare il signor Cosmo, perché io ero andato a dormire pensando che la Lega avesse vinto le elezioni europee. Invece lui mi ha spiegato che le abbiamo perse, ho capito male. Le ha vinte l'astensione. Ecco, esatto, però vede, signor Cosmo, da quello che lei dice, a parte che la parola Cosmo, il nome Cosmo in greco vuol dire ordine, se non sbaglio, in contrapposizione col caos, ma lei in testa deve avere veramente molto caos, cioè molto disordine, perché da quello che ho sentito mi dà l'idea che lei sia un radicale, no? Perché questi discorsi sono proprio dei discorsi che facevano i radicali, e il fatto però che ci sia la soglia di sbarramento è stato voluto proprio dai radicali, non solo alle elezioni europee ma anche quelle italiane, la riforma anglosassone del sistema elettorale, quando la Lega avanzava negli anni 90-91, Bossi voleva andare subito alle urne, certo, invece loro insistettero per fare la riforma maggioritaria. E così, una volta che è stata fatta la riforma maggioritaria, guarda caso, spuntò un partito che si chiamava Forza Italia, creato apposta per fottere tutti i voti alla Lega. Peccato che c'era all'epoca un signor sconosciuto di tale Umberto Bossi, che capì tutto l'arcano e si alleò col Berlusconi e non solo portò 180 voti, 180 seggi al Parlamento per la Lega, ma dopo 6 mesi lo buttò anche giù. E poi tutta la storia, chi non la sa perché è troppo giovane. Facciamo una puntata alla volta, dai, siamo già arrivati al 94, direi che... Se la va a ripassare. Grazie. Quindi... Grazie al nostro ascoltatore. Senza nulla togliere all'appassionante dibattito, io vi porto sul tema governo. Secondo voi deve andare avanti o no questo governo? Potete parlare sia che siate leghisti sia che non lo siate. L'ascoltatore ha detto Cosmo secondo me è radicale, ma ben venga, se ci ascoltate siete dei radicali di Rifondazione Comunista, del Partito Pirata, degli animalisti, quali erano le altre robe che c'erano sulla scheda? Quest'anno la scheda era spettacolare, su Tirol Volkspartei, poi cos'altro c'era, autonomisti per l'Europa. Insomma, qualsiasi sia il vostro orientamento, se volete parlare di politica, ascoltare la politica, questa è la vostra emittente e il filo diretto è a vostra disposizione. Pronto? Oh. Eccoti, benvenuto. Beh, grazie, Mario da Padova. Ciao Mario. Allora, io voto Lega, ma non sono un leghista, sì. Che è un po' diverso. Sì, molto bella come cosa. Allora, no, volevo dire una cosa, ho sentito di vari interventi, se c'è un contratto è inutile che si debba per forza andare avanti solo e esclusivamente con quello che è stato detto dalla parte della Lega. Purtroppo c'è un contratto e quindi bisogna rispettarlo, quindi non è che ci sia una persona che può essere più o meno
propensa a far passare gli emendamenti della Lega e non gli emendamenti o quello che c'è scritto delle 5 Stelle. Purtroppo c'è un contratto, bisognerebbe farlo tutte e due. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che quando si considera se vale la pena o non vale la pena che questo governo vada avanti, per me no, assolutamente no. Perché? Perché sicuramente quello che è successo oggi, ad esempio, che qualcuno del 5 Stelle ha detto sì, si può fare qualcosa per intervenire molto velocemente nei cantieri, questo mi sta bene, però è la prima cosa che è venuta fuori dopo che Conte ha fatto quell'intervento. Quindi secondo me è soltanto questa cosa che è venuta fuori soltanto per oggi, e in futuro sicuramente non sarà così. Quindi si chiude, si fa le votazioni nuove, fa su Salvini come primo ministro o Giorgetti o chi per esso. Espressione della Lega? Prego? Espressione della Lega, immagino, no? Sì, appunto, espressione della Lega, e se effettivamente è così, quindi una maggioranza con la Meloni, una Meloni, cosa del genere, poi si vedrà, però quello che c'è scritto nel contratto dalla parte della Lega si farà sicuramente, con difficoltà, molta difficoltà, ma non in questa maniera qui, perché veramente si parla di burattino, si parla di teatrino, si parla di qualità. Secondo me è proprio così. Mi dispiace, ma in questo periodo è andata molto male. Ma grazie mille. Sono proprio telefonate che fanno bene, proprio perché testimoniano che esiste un sacco di gente che vota Salvini, che gli piace la Lega, è d'accordo, però vuole che questo governo finisca, che non ne possono più. Come ci sono in questo filo diretto sono stati preponderanti quelli che abbiamo sentito, ma io ringrazio tutti coloro che telefonano e dicono no, bisogna smettere qua oggi, in cui questa opzione non sembra essere sul tavolo, perché testimoniano in realtà un sentimento diffuso, non so quanto, ma diffuso, che intercetto quotidianamente, immagino anche voi. Prendo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao Marco, sono Marisa di Renate. Ciao Marisa. Allora, questo governo deve andare avanti finché non si ottiene l'autonomia, bisogna trovare un compromesso, perché con i 5 Stelle e poi andare a votare dopo aver ottenuto l'autonomia è difficile governare con i 5 Stelle, perché sono un movimento molto complesso, quindi ogni cosa che si fa con loro ci sono sempre delle complicazioni. Quando si è ottenuta l'autonomia, se si riesce, se Salvini, siccome è molto intelligente, riuscirà a trovare un accordo, dopo l'autonomia andare a votare, perché non ne possiamo più. I 5 Stelle stanno bene per conto loro, e poi io sono convinta che se i 5 Stelle non governeranno più con la Lega è un movimento che sfumerà. Io ti dico sì o no? Allora, finché si ottiene l'autonomia, poi andare a votare. Vabbè, allora mettiamoti come sì. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Sono Alessandro, adesso sono a Basilea, ma di solito vivo a Losanna. Ok, comunque dalla Svizzera. È una bella domanda. Cioè, impulsivamente direi fa saltare tutto, vai alle elezioni da solo e prendi il 40+%. Sì. Però forse non è ancora il momento, e se si allea con la Meloni l'autonomia se la può scordare, quindi è meglio cercare di fare l'autonomia almeno con i 5 Stelle, vedere, e poi far saltare tutto. Quello che ha detto anche l'ultima ascoltatrice. Grazie mille di questa opinione. Prendiamo l'ultima. Pronto? Ciao Marco, sono Anna. Ciao Anna, eccoti qua. Sono sempre a produrre del PIL. Lo so, fai bene, brava. Per forza. Che devi pagare il nostro reddito di cittadinanza, Anna. Certo. Quindi lavora, cosa chiami? Lavora. No, ma perché sono in uno spostamento. Ma anche lì dovresti lavorare, va bene, vai, Anna, vai. Guarda, volevo rispondere a quel signore che ha detto che Di Maio ha attaccato a filo doppio con Salvini, quindi non può sganciarsi perché praticamente ci rimetterebbe lui. Io gli propongo una favola di Esopo. Vai. Molto veloce. La rana e lo scorpione. La rana era insieme allo scorpione sulla sponda del fiume. Lo scorpione gli chiede: puoi aiutarmi ad attraversare il fiume? Perché io non so nuotare. La rana dice: ma io
siamo sicuri che poi tu non mi pungerai. Lui dice, ma figurati, se ti pungo potremmo morire tutti insieme. A quel punto la rana si fa convincere, sale sulla groppa del povero la povera rana, e a metà del guado lo scorpione la punge. Questa poverina sconvolta gli dice, ma com'è possibile? Adesso moriremo tutti e due, perché l'hai fatto? Una semplice risposta, è nella mia natura. Ciao. Grazie Anna, anche se secondo alcune versioni in realtà la rana avrebbe detto aia ma sei scemo, e poi siano affondati. Questo sembra che sia finita così. Grazie Giulio Cesare Carnelli, grazie davvero a tutti voi e a tutte voi. È finita, per quel che può valere, 22-4 e tantissimi non so, perché comunque ci sono stati anche tanti non so, quasi più i non so dei no. Domani non perdetevi la puntata speciale di Rebelot, perché abbiamo delle interviste interessantissime a dei soldati di professione che ci racconteranno la loro vita, la loro vocazione per la divisa, le loro esperienze, il loro privato. Davvero un documento molto interessante domani in Rebelot speciale, quindi è una puntata davvero da non perdere. Permettetemi di autoconsigliarmi a tutti voi domani pomeriggio, e noi invece ci sentiamo di nuovo in diretta a partire da giovedì. Grazie mille a tutti voi, vi lascio al nostro proseguio di palinsesto. Bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons.